Grazie al supporto della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, Elena e Silvio hanno unito i loro 15 anni di esperienza nel turismo e nel marketing, dando vita a Alla Corte Travel SRL, un'impresa culturale e turistica che valorizza le eccellenze del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Con sede a Cison di Valmarino, portano alla scoperta di ville venete, artigianato, arte, gastronomia e tutto ciò che rende unico il territorio. Questa è la loro storia. L'idea di avviare la nostra impresa è nata dopo 15, anzi più di 15 anni di esperienza nel turismo, nella cultura e nel marketing. In questi 15 anni abbiamo girato il Veneto e anche il Friuli in lungo e in largo e adesso abbiamo pensato che appunto fosse il momento di far emergere un po' queste eccellenze con cui siamo entrati in contatto e mettere queste esperienze, queste realtà a contatto con le aziende del territorio che ricercano questo tipo di prodotto per far vivere il territorio, quindi il Veneto e il Friuli, in modo diverso, con un approccio culturale e in modo autentico, incontrando la comunità locale e le persone che ogni giorno ci vivono e ci lavorano e creano delle cose spettacolari. La Camera di Commercio di Treviso e Belluno ha supportato la nascita, di Alla Corte Travel con un contributo, diversi contributi in realtà. Il primo è stato sicuramente quello di metterci in contatto con dei professionisti che ci hanno saputo consigliare nel migliore dei modi e rispondere a tutti quei dubbi che all'avvio di una nuova impresa, perché nonostante l'esperienza che abbiamo accumulato nel corso degli anni, fare impresa è sempre qualcosa di nuovo e adesso ha saputo darci tutte queste informazioni, a rispondere a molti dubbi e oltretutto a metterci in contatto con quella che è attualmente la nostra commercialista, quindi ha creato un link importantissimo che ci ha seguito dallo zero, quindi dal non conoscere assolutamente quello che era il mondo dell'impresa fino all'apertura di un SRL con tutte le sue complicazioni e tutto il supporto del quale avevamo bisogno. Oltre a questo la consulenza si è anche estesa nel darci suggerimenti, perché uno dei punti fondamentali nell'apertura di una nuova impresa è quando entri a contatto col mercato poi tutto cambia, tutto è molto più veloce e abbiamo cambiato in corso d'opera e in questo ci hanno supportato anche nel capire, nell'avere la documentazione che serviva e anche un supporto diverso rispetto alle richieste iniziali che abbiamo posto alla Camera di Commercio. Per il futuro della nostra impresa sarebbero utili iniziative legate soprattutto alla relazione con altre imprese del territorio, al networking con altri imprenditori anche giovani come noi e appunto iniziative che la Camera di Commercio possa organizzare per mettere in contatto anche queste nuove attività che non sono magari tradizionali dal punto di vista del contenuto, ma hanno una forte componente intellettuale, creativa, appunto culturale, ampliando le possibilità appunto di fare networking tra di noi e anche di lavorare con altri territori, quindi Treviso, Belluno, ma anche territori limitrofi. Un consiglio che darei a chi vuole aprire una nuova attività, una nuova impresa, che sia un'impresa individuale, un'azienda, una start-up, è quella di farsi contaminare, di chiedere aiuto a chi ne ha viste tante, in questo caso la Camera di Commercio, ma sicuramente anche ad altri imprenditori, ed è non essere egoisti di fronte a questo genere di richieste e sicuramente quello di cambiare idea velocemente, perché il mercato di oggi è qualcosa di molto difficile, anche quando parliamo con un mercato locale che ha un'attitudine a cercare di rimanere sempre uguale. Invece è proprio lì che bisogna cambiare, trovare i nuovi oceani blu e provare a crescere, quindi pronti a cambiare idea molto velocemente.